La Foce del Piave a Jesolo per la nuova puntata di Agricoltura Veneta. Benvenuti. Perché siamo qui? Perché c'è una legge, anzi un emendamento all'interno della legge finanziaria che parla del recupero di relitti di materiale che arriva dalle montagne attraverso i fiumi, attraverso i laghi, ovvero quei tronchi, quel materiale che normalmente viene considerato rifiuto speciale. Una legge voluta fortemente anche dalla Regione del Veneto. Proprio per questo sentiamo come ce la commenta l'assessore all'agricoltura Federico Caner. Sì, è una legge molto importante che come Veneto abbiamo caldeggiato perché dà la possibilità a tutti gli imprenditori agricoli, quindi è legata alla partita IVA agricola, di raccogliere legname dai fiumi, dagli alvei, addirittura anche dalle sponde nelle spiagge, quindi nel mare. I residui legnosi che arrivano lo possono prendere, prelevare, lavorare, utilizzarlo per l'autoconsumo o addirittura venderlo facendone, che ne so, cippato piuttosto che pellet. Questo è molto importante perché significa non solo venire incontro alle nostre aziende agricole per quanto riguarda il tema del consumo energetico e quindi la necessità di avere anche legname da utilizzare, ma soprattutto per il tema idrogeologico del dissesto. Molto spesso abbiamo questi tronchi che nei grandi fiumi, penso al fiume Piave, oppure anche al mare, nelle battigie, si depositano e non possono essere toccati e addirittura vengono trattati come rifiuti speciali. Quindi questa secondo noi è una norma innovativa che come Veneto abbiamo caldeggiato, che è stata recepita. Ora si attende il decreto ministeriale che entri un po' nei dettagli della questione. Questa dunque è la legge, adesso comincia il nostro viaggio per capire se è una legge buona o comunque cosa bisogna fare per migliorarla, subito dopo i titoli. Primi commenti sulla nuova legge per il recupero e riutilizzo del legname trasportato dall'acqua lungo i fiumi e su laghi e spiagge. Bene per la pianura, più perplessi gli agricoltori di montagna. La crisi del radicchio rosso di Treviso arriva a Palazzo Madama. Presentata un'interrogazione al ministro Lollobrigida a sostegno dei produttori che lamentano forti cali nella produzione. Richiesti interventi celeri per non mettere in pericolo l'intera IGP. Dal 30 gennaio sarà possibile accedere ai bandi per impianti agricoli di biometano. Dal PNRR quasi 2 miliardi di euro per la realizzazione di nuove strutture e la riconversione di impianti già esistenti di biogas agricolo. È la pianta da sempre venerata dai Celti e utilizzata dall'uomo in 1000 attività. È la quercia con proprietà medicinali come antisettico e antinfiammatorio. E forse non tutti sanno che è stata fondamentale per salvare la conoscenza durante i secoli bui delle invasioni barbariche. È tempo di potare le viti del giardino. In questa puntata segreti ed accorgimenti per impostare spalliere e pergole che abbelliscono le nostre case, pensando già all'ombra estiva e ai frutti autunnali. Difendere la terra, proteggere l'acqua per tramandare ai giovani ciò che ci è stato dato. Tra una macchinetta per il tabacco e un trinciafoglie, le riflessioni nel filò di Aldo Cescon, secondo cui il benessere ha forse portato a una sorta di pellagra non di corpo ma d'animo. E sempre vicino alle Foci del Piave incontriamo invece Alessandro Turcato, che è un professionista proprio nel recupero del verde qui nella zona dello Josolano. Alessandro, per voi questa idea, questa legge com'è? Con il problema idrogeologico che è sempre più frequente ultimamente, abbiamo finalmente la possibilità di gestire il recupero del materiale che scende dai fiumi anche in maniera circolare. Le problematiche sono la gestione dei lavori nel litorale con delle attrezzature che hanno anche dei costi importanti. Speriamo che ci siano degli aiuti. Qui chi provvede al recupero? Viene gestito dal comune. Quindi l'amministrazione pubblica, cioè tutti noi, paghiamo non poco per smaltire quello che invece potrebbe diventare un valore in termini di energia. Sicuramente, e dobbiamo anche pensare che la legge è nuova e dobbiamo trovare il bandolo della matassa, dobbiamo capire dove partire, perché le possibilità sono svariate. Io ho detto solo del biogas, ma ce ne sono molte altre possibilità. Secondo voi qual è la prima regola che dovrebbe essere data, ad esempio, per i litorali? La prima regola è una gestione più vicina possibile a noi, per cui deve essere possibile parlare con questa gestione del recupero in modo da renderla molto più veloce e molto più facile. Quindi secondo voi dovrebbe essere la regione oppure i comuni a gestire questo tipo di recupero?
penso i comuni. Questa è una mia idea personale. Grazie, adesso le notizie. Il gruppo dei senatori della Lega a Palazzo Madama ha presentato un'interrogazione al Ministero dell'Agricoltura sul caso Radicchio Rosso di Treviso. Con una perdita stimata di almeno il 30% sarebbe a rischio la produzione dell'IGP, che per questo va sostenuta con interventi urgenti a tutela del marchio e dei produttori. L'agricoltura è il comparto che più risente delle conseguenze dei cambiamenti climatici. I danni provocati dalla siccità e dal maltempo nel 2022 hanno superato i 6 miliardi di euro. Nella nota inviata al ministro Lollobrigida, i senatori ritengono necessario che il Ministero adotti in tempi rapidi una strategia per la gestione degli eventi calamitosi che permetta di rispondere in maniera efficace agli effetti negativi sulle produzioni agricole. Crescono i sostegni regionali per le produzioni locali, con l'approvazione in Consiglio regionale della norma che rende l'utilizzo di prodotti a chilometri zero titolo premiante per l'aggiudicazione dei servizi e delle forniture nella ristorazione collettiva. Legge che amplia il campo di applicazione non solo ai prodotti agricoli, ma anche quelli della pesca, dell'acquacoltura e degli alimenti. Oltre all'introduzione del limite di 70 km per poter definire un prodotto a chilometri zero, viene istituito un osservatorio regionale per la promozione dei prodotti a chilometri zero e, infine, vengono incentivate iniziative che possano favorire la distribuzione di frutta fresca nelle scuole in monoporzioni e nei distributori automatici. Più 22% nei discount a fronte di una generale diminuzione dei consumi allo scaffale e ad un calo secco dei vini DOC, in particolare a Baccarossa. È questo, secondo l'Osservatorio Unione Italiana Vini Ismea, il successo dei vini spumanti di fascia bassa o economici. L'exploit degli spumanti low cost, il cui prezzo medio 4,4 euro al litro è lo specchio del limitato potere d'acquisto degli italiani nell'ultimo anno, allo stesso tempo evidenzia il gradimento raggiunto dalle bollicine anche tra le mura domestiche. Il saldo 2022 delle vendite nella grande distribuzione chiude in passivo con un meno 2% sia per i vini fermi che sul fatturato complessivo del comparto. Il gestore dei servizi energetici ha pubblicato le regole dei bandi PNRR per accedere agli incentivi per la produzione di biometano immesso nella rete nazionale del gas naturale. La misura è finalizzata a supportare, tra gli altri, la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano e la riconversione a biometano di impianti di biogas agricoli già esistenti. Previsti a tal scopo 1,73 miliardi di euro provenienti dal PNRR. Gli incentivi verranno assegnati mediante aste alle quali ci si potrà iscrivere dal 30 gennaio fino al 31 marzo prossimi. E allora su questa legge sentiamo anche la parte degli amministratori locali, in particolare con il sindaco di Jesolo che è da sempre, diciamo così, alle prese con i residui portati dai fiumi lungo il litorale. Secondo voi questa legge com'è? Beh, assolutamente una buona norma che va anche nel senso di quello che già da qualche anno gli amministratori delle città balneari, che poi sono quelli maggiormente interessati al problema, chiedevano. Quindi dopo il salvamare che ha tolto dalla categoria di rifiuto speciale la biomassa legnosa, un ulteriore passo avanti, quindi diamo la possibilità agli imprenditori agricoli di poter ritirare questo materiale. Ovviamente una buona norma che andrà poi attuata e quindi qua si aprono le prime domande. Ecco, secondo voi è un risparmio per voi oppure non cambia nulla di fatto? Beh, potenzialmente può essere un grande risparmio perché attualmente, o meglio, fino a qualche mese fa il ritiro di questo rifiuto, che era un rifiuto speciale, era a carico dei gestori, quindi entrava nel PEF, nel piano finanziario dei rifiuti, e quindi lo pagavano le imprese e i residenti esolani. Passando a questo modello evidentemente si potrebbero aprire delle grandi opportunità di risparmio che danno anche equità, perché prima pagavano semplicemente i residenti e i cittadini dei comuni finali, di destinazione finale, quando evidentemente il materiale era prodotto da chilometri e chilometri più a monte. Per voi qual è la prima regola importante da mettere sul piatto? Beh, innanzitutto dobbiamo chiarire che siamo in ambito demaniale, quindi non siamo in proprietà privata, non siamo in una proprietà pubblica normale, quindi dovremo capire innanzitutto come il demanio, quindi Roma,
ci darà poi nella concretezza le possibilità di attuare questa norma. E evidentemente dovremo stabilire anche delle regole, perché banalmente c'è un demanio non concessionato in cui ci possono essere delle regole, ma c'è un demanio anche concessionato e quindi ci vorrà anche l'autorizzazione da parte dei titolari della concessione, quindi ancora alcuni dettagli che andranno chiariti prima di poter passare all'effettività di questa nuova norma. Il suggerimento da parte del sindaco di Jesolo qual è? È quello di coinvolgere i comuni e capire assieme quali sono le regole del gioco. Grazie sindaco, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi continueremo questo viaggio e ci sposteremo a Ponte di Piave e sentiremo anche il punto di vista di un altro sindaco. Un tronco in centro al Piave per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Vi stiamo raccontando l'emendamento alla legge finanziaria che autorizza gli agricoltori proprio la raccolta di questo materiale che precipita dalle montagne, dai fiumi e dai laghi e arriva fino al mare. Nella prima parte abbiamo sentito le voci proprio dalla foce, quindi da Jesolo. Adesso ci siamo spostati a metà strada di questo fiume, cioè del Piave che abbiamo usato come esempio, e troviamo Paolo Aroma, sindaco di Ponte di Piave. Sindaco, per voi questa legge è importante perché voi, insomma, con questo materiale ogni volta vi trovavate ad avere una diga in queste zone? Sì, sicuramente è fondamentale per la sicurezza del territorio. Effettivamente l'arrivo dei tronchi proprio a ridosso del ponte ferroviario che vedete qui e poi successivamente di quello stradale crea un effetto diga che per noi significa una problematica rispetto alle 90 abitazioni che abbiamo nell'area golenale, quindi una normativa che cogliamo favorevolmente. Sergio Lorenzon, assessore all'agricoltura, voi in realtà però il recupero del legname lo facevate già? Attraverso un DGR regionale veniva fatta la raccolta anche da privati con quantitativi però al di sotto dei 40 quintali di legna. Adesso questa legge prevederebbe il limite delle partite IVA agricole. Gli agricoltori che vivono da anni nell'area golenale possono usufruire della legna lungo il Piave a costo zero per loro, e questo è un vantaggio per gli agricoltori. Un vantaggio per il Genio e per la regione è che tengono pulita l'area golenale e quindi non siano più intasamenti sotto questi ponti. Andrea Bergamo, imprenditore del vino, imprenditore però agricolo, imprenditore che però da sempre ha fatto la legna qua sul Piave. Come funzionava? Fino al 2005 ci davano dei permessi che si chiedevano tramite il Genio civile di Treviso, che duravano 5 anni, e tu andavi nel Piave e portavi in casa la legna nelle modalità che attualmente sta chiedendo il sindaco. 2005 poi hanno fermato i permessi. E adesso che c'è questa legge, qual è la regola che secondo voi è la più importante? Che ci lasciano andare nel Piave con i nostri mezzi a raccogliere la legna, che non ci impediscano di andare col trattore o col rimorchio, perché l'imprenditore agricolo sa già come lavorare con i propri attrezzi, con le motoseghe, con i trattori e tutto, allora è già più formato per fare questo lavoro, insomma. Ma è una questione anche di sicurezza. È una questione di sicurezza sicuramente. Grazie, adesso il nostro Renzo Gatto. Quercia, il genere Quercus. Quercus, secondo la tradizione celtica, significa albero bello. Sono 200 specie di querce. Quelle che a noi più interessano è per esempio la quercia da sughero, presente in Italia ma presente anche in Spagna, in Portogallo, famosissime, la quercia petre, che è quella che si utilizza in edilizia, che si utilizza per fare i mobili, per fare le botti, e poi quella robur, che è quella, diciamo, più comunemente presente nelle nostre zone. Perché ci interessa la quercia? La quercia è particolarmente ricca in tannini. E cosa sono i tannini? Sono dei composti chimici particolarmente complessi che entrano generalmente anche nella nostra dieta. Basti pensare che sono presenti per esempio nel vino rosso. I tannini, quando il vino è ben strutturato, quello che dà struttura sono i tannini, ma è presente anche in tante frutta. Bene, la quercia è particolarmente ricca in un certo tipo di tannini. Dove sono presenti? Sono presenti nella corteccia dei rametti giovani. A cosa ci servono i tannini della quercia? Hanno un'attività soprattutto come antinfiammatori, nelle gengiviti per esempio, ma anche nelle infiammazioni delle piccole lesioni cutanee e anche nelle forme emoroidarie e nelle ragadi anali. Molto utili sono anche nella eccessiva sudorazione delle ascelle e anche dei piedi. Come si utilizza? Si prepara un decotto, si prendono 2 cucchiai di corteccia, mezzo litro d'acqua, si fa bollire per 20-30 minuti, si lascia raffreddare
e quel liquido lo usiamo per spennellature. Qualora lo utilizzassimo nelle forme gengivali e nelle forme delle mucose orali, è bene non ingerire. Dalla quercia abbiamo però anche le ghiande, un frutto particolarmente importante perché è ricco di carboidrati, di potassio, di magnesio. Un tempo venivano anche tostate e queste venivano utilizzate come succedaneo del caffè. Termino con una curiosità. Se noi osserviamo le foglie e anche i rametti delle querce in primavera, spesso vediamo delle rotondità, delle sfere. Ecco, queste sono le galle. Bene, queste sfere sono ricche di tannini e questi venivano utilizzati a suo tempo per conciare le pelli, a uso medicamentoso, vengono ancora utilizzate, qualche industria la utilizza ancora. Se noi mettiamo questi tannini delle galle assieme a una soluzione di solfato ferroso e acqua e fatta bollire, si ottiene un inchiostro. Pensate che questo inchiostro è stato molto importante per tutta la nostra storia, perché ha permesso ai monaci amanuensi dei monasteri di ricopiare i vari testi e per questo di trasmetterci la conoscenza, e questo molto prima dell'era di Gutenberg. E da Ponte di Piave siamo rimasti sul Piave, però ci siamo spostati nel Bellunese. Michele Denz, dove siamo adesso? Siamo tra i comuni di Ponte nelle Alpi e di Soverzene, in prossimità di quelli che vengono chiamati proprio i laghetti di Soverzene. Ecco, qui è uno dei posti dove naturalmente si viene a caricare il materiale di risulta. Esatto, gli sbarramenti naturali e artificiali che vengono creati, sono stati creati sui piavi, sui torrenti, di fatto il materiale di risulta, quindi in particolar modo il legname, si accumula e deve essere tolto molto repentinamente per evitare appunto che crei problemi idraulici al torrente stesso, al fiume stesso. Ecco, come vedete voi in questa legge? Ma la legge è sicuramente interessante, il fatto di dare l'opportunità agli imprenditori agricoli di utilizzare quella legna. Certo, la difficoltà che possono avere gli imprenditori è quella di accessibilità, nel senso che per arrivare al Piave, vista anche la grande, diciamo così, la non concentrazione, la dispersione del materiale, può essere molto oneroso, e soprattutto la viabilità e le aree di accesso sono molto esigue, limitate, e conseguentemente anche i costi di utilizzazione sono di fatto molto elevati. Voi venite anche dall'esperienza di Vaia. Quella è stato veramente un costo, e questo di fatto utilizzo degli imprenditori agricoli potrebbe essere una possibilità proprio per ridurre anche questi costi. E voi che cosa proponete? Sarebbe indispensabile ragionare anche su una gestione delle aree golenali, che sono aree con vegetazione, diciamo così, ripariale. Potrebbe diventare effettivamente un'opportunità per legna da ardere, per biomasse e quant'altro che le imprese agricole potrebbero cogliere. Aree che sono di fatto gestite dal genio civile, che in alcuni momenti vengono anche concesse comunque in utilizzo, ma probabilmente sarebbe necessario un utilizzo maggiore proprio per evitare di avere piante vecchie non più efficienti dal punto di vista anche strutturale. Conseguentemente sono proprio quelle piante che poi saranno le prime a cedere in occasione delle piene. Questo rientra in quelle attività connesse che l'imprenditore agricolo può svolgere in accordo con le pubbliche amministrazioni, quindi questo può diventare effettivamente un'attività, un servizio. Insomma, ancora una volta gli agricoltori sono quelli che alla fine tengono a posto il territorio. Ma questa funzione è sempre più riconosciuta, ecco, e quindi immagino che anche questo emendamento vada in quella direzione. L'imprenditore agricolo è colui che sul territorio ci sta, ci vive e lo ha anche a cuore, fondamentalmente ne è la sentinella, quindi sia in montagna, sia in pianura, sia al mare diventa evidentemente un'opportunità e un presidio a cui non possiamo fare a meno. Grazie. Adesso il nostro Adriano Favaretto. La potatura delle viti. Io direi innanzitutto di sfoltire. Allora cominciamo a tagliare senza guardare, tirar via tutto quello che intriga, così si vede più chiaro. Tiriamo via questo tralcio qua che ha fatto uva l'anno scorso, ci rimangono questi e due, vedete. Adesso uno di questi verrà girato piano piano. Fate attenzione, magari nel periodo anche freddi potate per alleggerire, ma poi per quanto riguarda a girarle e a legarle è meglio scegliere giornate umide, non gelate, perché così i tralci vanno bene a essere curvati, insomma si curvano bene. Quando si fa la potatura lasciare qualche tralcio in più, in modo che poi si fa la selezione nel momento in cui si fa la potatura vera e propria. Vedete, lego con i soliti strupiei
un giro morto attorno al ferro, in modo che non scappi, e poi leggo la pianta. Passiamo su questo altro ramo. Io li avevo lasciati, ma adesso si vede meglio. Ecco qua, si tira via e si gira questo tralcio che avevamo lasciato di scorta. C'è chi lo taglia a occhio, sia 2 o 3 gemme, però a me non interessa, insomma io voglio portarla anche questa a fruttificare. La stessa cosa dice sì, anche quando si fa una pergola, se avete la pergola magari qua a fragola, diciamo, no, che sei veloce a coprire, lasciate i tralci lunghi e fate il giro dove volete coprire, che vi fa ombra, e avete anche i frutti. Un'altra cosa che vi raccomando, al di là del fatto questa potatura, poi è di fare un trattamento a base di olio bianco sul fusto, sui tralci, e questo è il periodo, una giornata asciutta chiaramente, si spruzza questo olio bianco, è un'emulsione acqua e questo prodotto che è un antiparassitario in pratica. Poi più avanti si può fare anche col solfato di rame, senza grandi trattamenti. Io l'anno scorso non ho fatto un trattamento di olio bianco e poi uno con la portiglia portoghese, basta. Non devo fare produzione, però quella che mangio è buona e saporita, tant'è vero che i Graveoni viene sempre a fregarmi. E come sempre, mi raccomando, fate un buon lavoro. E di questa legge parliamo anche con il presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco di Longarone, Roberto Padrina. Come sindaco, come vede questa iniziativa del Ministero? La pulizia e la sicurezza idraulica e il decoro ambientale sicuramente sono un problema, e da questo punto di vista riuscire a fare questi interventi può risolvere una questione che è una questione sicuramente importante anche per un territorio di montagna come il nostro. Io penso che gli agricoltori sono persone responsabili che hanno la capacità di scegliere, di intervenire e anche, ripeto, garantire la propria sicurezza sotto la propria responsabilità. Questo settore primario è indispensabile, fondamentale per tutelare il territorio. Io parlo per quello di montagna, sicuramente fanno un lavoro straordinario, e devo dire che in questi ultimi anni c'è stato anche un po' un ritorno ad un'agricoltura di montagna con tanti giovani che hanno approfittato anche di quelle che sono le opportunità economiche che l'Europa ci dà per riuscire a investire e a rimanere sul nostro territorio. Abbiamo bisogno di riportare l'attenzione sulla montagna e che venga vissuta dai nostri giovani. Visto che il Ministero deve fare delle regole per la gestione di questa legge, qual è la regola che suggerirebbe lei? Ma è chiaro che sicurezza idraulica, decoro ambientale, attenzione all'utilizzo, perché è fondamentale che l'utilizzo comunque della biomassa legnosa sia controllato. Dopodiché, devo dire, dobbiamo anche lasciare un po' di responsabilità alle persone. Grazie, adesso le previsioni. Abbiamo assistito negli ultimi giorni, nelle ultime ore, a un'attenuazione dell'alta pressione che aveva assicurato tempo stabile per così lungo tempo su di noi. Ora, e questo ha permesso il passaggio di sistemi perturbati che hanno provocato piogge abbastanza diffuse in pianura, ben accette tutto sommato, soprattutto le nevicate in montagna, anche queste tanto attese. Ora la pressione va aumentando, quindi si prevede un miglioramento graduale, non così come vedete dalla carta del tempo, al sud, dove permane un ciclone vero e proprio che ha provocato anche qualche danno nel passato, ma la situazione rimane critica. Là. Su di noi dicevamo un miglioramento, quindi abbiamo visto sabato nel corso della giornata, per domenica ancora una nuvolosità abbastanza forte che copre il cielo, ma non sono previsti fenomeni. Per lunedì un temporaneo peggioramento, quindi avremo una copertura, possibilità di qualche breve precipitazione e poi una situazione di variabilità per il resto della settimana. I venti, c'è qualche rinforzo, quindi venti anche tesi temporaneamente da nord. Questo ha provocato l'abbassamento delle temperature. Infatti in pianura minime previste già sabato sono state -1, -2, domenica sarà lo stesso, quindi avremo delle piccole gelate, lunedì invece un piccolo aumento delle minime e poi nel corso della prossima settimana avremo delle piccole gelate mattutine, ma nulla più 1 o 2 gradi sotto lo zero temporaneamente nelle primissime ore del mattino. Le massime vanno in pianura dai 5 ai 7 gradi. Per quanto riguarda l'Alta Adriatico, con questa situazione naturalmente si prevede molto
mosso inizialmente, poi tenderà ad attenuarsi il modo ondoso. È tutto. E per le conclusioni siamo tornati da dove siamo partiti per questo viaggio. Siamo tornati alle foci del Piave, siamo a Cortellazzo, Jesolo, e siamo con Federica Senno, CIE Venezia. Dopo questo viaggio cosa porterete a Roma al ministro Lollobrigida? Sicuramente partiamo da una buona proposta di legge per cui gli agricoltori, per il loro ruolo di sentinelle del territorio, vengono riconosciuti come imprenditori che riutilizzano questo materiale, per esempio negli impianti di biomassa. C'è da capire in che termini poi verrà riconosciuto questo lavoro e in che termini poi verrà anche applicata questa legge. Bisogna avere un'attenzione particolare soprattutto alle zone montane, proprio perché c'è bisogno di attrezzature particolari e soprattutto perché il lavoro dal punto di vista proprio strutturale è diverso. Resta comunque la soddisfazione nel vedere che viene riconosciuto all'agricoltore il ruolo di difesa idrogeologica del territorio. Sì, è una soddisfazione che però deve essere accompagnata anche da un riconoscimento anche economico. Le problematiche idrogeologiche devono essere sostenute anche economicamente. Grazie Federica Senno, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola per questa settimana la diamo ad Aldo Cescon e ai suoi ricordi e soprattutto ai proverbi della nostra storia. E noi ci vediamo la prossima settimana. Buongiorno signori, buona domenica a tutti e buon anno nuovo. Allora qua, sono qua che pareggio queste macchinette qua, ma non so neanche a me se fa bene perché non so neanche a cosa che serve a domandare a tutti e nessuno sa a cosa che serve queste robe qua. Cosa voglio fare? Intanto che se freddo fuori qua brosa, a me pimpianetto, il russo e netto, dopo Dio vede e provvede. Ma ciao, vi ho fatto gli auguri del buon anno, ma vorrei parlare dell'anno passato. L'anno scorso si è fatto un solco fondo, pieno di pandemia, di guerra, di rincari, di tutte le boette del mangiare. Mio nonno mi diceva quando che ero ceo in staia, guarda che la guerra porta per agra. Ma no, finché finisce 10 anni dopo. E ricordate che se per caso te trovi su che la situazione ha, che c'è robe solo che ti può aiutare, che ti la trovai quando che ti sei nato e che ti assi qua quando che ti va avanti. Una c'è l'acqua e una c'è a terra. L'acqua è come i skei, se ti metti via i skei quando chi ti serve ti dà a disposizione. E se no butta via i capelli in aria quando che l'acqua se ne via non ti fa più niente. E a terra bisogna volere bene, perché a terra mi dà frutti, mi dà piante, mi dà da mangiare, mi dà ortaggi, mi dà medicine, mi dà legna, mi dà di tutto. Ma ciò, bisogna volere bene. Invece noi altri qua che abbiamo fatto discariche, impedimmo i fossi dei sacchetti, buttiamo via tutto. E mio nonno mi diceva che era ceo. Allora che a terra non c'è un filtro. A terra ti torna in Dio quello che ti te dà. Di conseguenza, cari signori, chi che fa queste robe qua, è come spuare sul piatto dove che te mangi. E con questo vi aiuto, però vorrei dirvi che se proprio robe andrà male, andremo a mangiare pampani in mezzo al prosecco e che Dio vi manda buona, ma che abbia un tocchetto di terra vergine.